Ed eccoci qua, mi trovo a Trapani, esattamente a Rione Palma, la zona si chiama? Via Pietro Mascagni, zona a rischio. E mi trovo qua con un po' di persone, ragazzi qua che hanno da lamentarsi di qualcosa. Sì, sì, ci lamentiamo con il sindaco perché il sindaco le cose giuste non le fa. Vi ha lasciato? No, non l'ha lasciato perché sono singola. E allora? Vi ha lasciato, dico, da soli? No, non ha lasciato, ne ha abbandonato, è una zona dimenticata da tutti. La signora Maria Mannone leva sempre l'immondizia e poi mi portano le cose per pagare l'immondizia, ma io non le pago. Perché prima di tutto che l'immondizia non ne butto io. Se non levano l'immondizia. Io figlie non ce n'ho e allora chi ha figlie l'immondizia se la leva. E allora io dico al signor sindaco di provvedere a levare un po' di immondizia qui in via Mascagni. Quindi noi stiamo facendo un appello al signor sindaco di Trapani. Deve levare tutta l'immondizia. Deve levare tutte le immondizia. Perché non si può stare più? Perché non si può stare più? L'insetto all'estate ne pungono tutti. Perfetto. Siamo Vediamo invece a rischio proprio. Vediamo invece che cosa ci dice il nostro amico. Come ti chiami tu? Buonasera, Orlando Paolo. Mauro? Buonasera, Orlando Paolo. Paolo. Allora Paolo, tu sai di questa situazione dell'immondizia? Sì, no, io non L'appello so che vuoi fare tu qua? Io... Di fronte alla telecamera, dai. Allora, voglio salutare Strano Amore Siciliano. Oggi è la festa degli innamorati. Io purtroppo non sono innamorato, però... Sei single. Sono single e sono fiero di essere single. L'importante è questo, Perché mi diverto, faccio tutto. Perfetto. Allora, vicino qua a Maria abbiamo anche l'amica, si chiama? Katia. Katia, sempre di Trapani. Sì. Allora Katia, vediamo che appello vuoi lanciare tu, dai. Sempre il discorso che ha detto la signora Maria, che qua è una zona dimenticata, è venuto l'altro giorno il sindaco e per farci un bel regalo sta mandando lettere di sgombero a tutti. E fa bene, fa bene. Perché la colpa di chi? Delle persone? No, la colpa è delle persone che si comportano male. Che si comportano male, fa bene che fai sgombri. Perché non soprattutto questo, ma si vendono pure le case per avere i soldi. E allora dico io, se si devono vendere le case fanno sgombri. E io con gli sgombri ci sto bene. Oh. E allora se lui vuole venire a identificare, a vedere quello che succede qua, che chi esce e chi entra, è giusto? E fanno curciasa e con esce, qua roba a destra e qua roba a sinistra. Ora io penso, se una casa popolare non serve, perché ci stanno a fare? Esatto. Ok? Questo dobbiamo prendere dei provvedimenti. E io ringrazio a voi che siete venuti a fare l'intervista qua a Rione Palma. Ok? Io faccio il mio dovere, la metto nel canale così tutti sappiano della situazione in cui siamo. Grazie. Alberto Giuseppe si è innamorato. Chi è? Si è innamorato di Katia Loia. Katia Loia è singola. Gli lasciamo un po' di tempo per pensare come la vuole pensare la vita. Va bene, questo è tutto, abbiamo noi dato questo appello al canale in maniera tale di risolvere finalmente qualcosa, speriamo col tempo si risolva. Un grosso saluto da Alberto, un grosso saluto da Paolo, un grosso saluto da Maria Mannone e anche da Katia Loia. Ciao ciao. Ciao a tutti. E da Giuseppe che ci fa compagnia. È singolo che cerca ragazza. Ciao ciao. Grazie, Strano Amore Siciliano. Oh yeah.